Domani a Venezia il ministro dell'istruzione Bussetti: lavoriamo per allargare gli ammessi a medicina, dice sarà un percorso graduale ma si farà, e annuncia che domani firmerà il decreto per l'avvio delle procedure a concorso per i nuovi docenti. Lo stesso ministro assieme al governatore Zaia spegne le polemiche sui certificati richiesti agli immigrati per il bonus libri scuola. Le norme si rispettano, dice, ma nessuno resterà senza istruzione. Nel vertice di oggi intanto firmato l'accordo tra Ministero e Regione per la promozione della storia e cultura veneta. Dal prossimo anno un team di insegnanti farà da ricercatori e formatori. Finalmente hanno cambiato idea, così Zaia oggi dopo la svolta grillina è andata in scena in diretta su Antenna 3, duello a distanza tra l'assessore regionale alle infrastrutture De Berti e il consigliere Berti, che tendono la mano, troviamoci per abbassare i costi dell'opera. Condannate 2 anni di reclusione, giunge l'epilogo, indagine della Guardia di Finanza di Cittadella che ha scoperto il raggiro di una funzionaria infedele dell'Inps e di suo marito. Stamane a Padova il mondo della pallovale ha dato l'addio, lo storico campione del Petrarca, vinto dallo SLA, la cerimonia della cappella del campo sportivo della squadra. La proposta di matrimonio di un giovane trevigiano alla sua fidanzata arriva sul campo di calcio al termine della partita amatoriale. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben trovati. L'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano dunque la visita del Ministro della Pubblica Istruzione Marco Bussetti oggi in Veneto e prima tappa importante a Venezia, tanti temi trattati a partire da un tema caldo e importante come quello del numero chiuso per la facoltà di medicina, ma anche il concorso per i docenti. Sentiamo. È stata una notizia di stamattina, le posso dire che ci stiamo lavorando per allargare il numero degli ammessi, però in questo momento io non posso dire nulla. Il ministro alla pubblica istruzione Bussetti smentisce dunque l'ipotesi della fine del numero chiuso alla facoltà di medicina. Stiamo lavorando, ha poi aggiunto, per allargare il numero degli ammessi. Sarà un percorso graduale, ma si farà. Bussetti ha affrontato anche la questione della carenza di docenti. Per quanto riguarda il discorso del reclutamento ne partiremo già da subito con dei concorsi per la scuola primaria, domani firmerò il primo decreto e poi ci sarà anche l'ordinario e così proseguiremo per ripristinare quello del sostegno, l'ho già detto, e anche gli altri concorsi per l'accesso al ruolo. Infine il ministro ha incontrato alcuni studenti che quest'anno si troveranno ad affrontare una nuova maturità. Abbiamo chiesto alcuni chiarimenti sulla maturità di quest'anno, infatti è stata modificata e ci ha detto che verranno fuori delle direttive molto più specifiche tra dicembre e gennaio e adesso attendiamo che qualcuno ci dica, perché anche noi brancoliamo un po' nel buio arrivati a questo punto. Ci è stato detto che la seconda prova saranno 1 o 2 materie, che anche queste ci verranno comunicate a breve, e che le simulazioni ci verranno date quando usciranno le materie. E questa risposta l'avete trovata abbastanza soddisfacente? Sì, cioè almeno io sì, perché comunque sapere che al massimo mi possono uscire 2 materie in seconda prova e non come c'era stato detto che potevano essere molte, un po' sì, mi ha un po' tranquillizzato. Inevitabile stamane con la presenza del Ministro tornare a parlare della polemica sul certificati richiesti agli immigrati non comunitari per i contributi regionali sui testi scolastici. Sentiamo cosa hanno detto sia il Ministro che il Governatore Luca Zaia. Io credo che sia necessario avere le carte in mano per poter prima dire le cose e poter dare dei giudizi. Sono delle leggi e delle norme che in questo momento devono essere rispettate. Il certificato ISEE richiede anche questi documenti. All'indomani delle polemiche sulla questione dei buoni libro per le famiglie straniere interviene il Ministro della Pubblica Istruzione a Venezia per firmare col Governatore Zaia l'intesa sull'insegnamento della cultura veneta nelle scuole. C'è una norma e va rispettata, evidenzia, e non credo proprio ci sarà qualcuno limitato nel suo diritto allo studio. Stiamo parlando di un decreto del Presidente Ciampi del 99 su proposta del Governo D'Alema. Penso che sia ragionevole questo decreto che dice se dai soldi pubblici a qualcuno si cerchi di verificare fino in fondo che questo qualcuno non sia un ricco. Allora ci sono dei problemi nella verifica, lasciamo i tempi dovuti, ma insomma la seconda comunità in Veneto, quella marocchina, non mi si dica che dal Marocco non si possono avere informazioni. Abbiamo addirittura il consolato marocchino a Verona. Nessuna discriminazione, ribadisce Donazzan.
E voglio rispettare la legge, che è sulla legalità, che faccio l'integrazione e che se c'è un modello di integrazione che può dare scuola è proprio quella del Veneto, dove noi abbiamo il 20% di ragazzi stranieri all'interno della popolazione studentesca, dove abbiamo un livello di integrazione altissimo, dove facciamo di tutto perché questa integrazione permetta a questi giovani di acquisire il medesimo livello degli altri. Quando si derogano le norme, quando si lascia intendere che ci sono cittadini di serie A e di serie B, come dice la CGIL, il cittadino di serie B è l'italiano. Ma la proroga chiesta dal PD in Consiglio regionale ci sarà? Si trovano sempre le soluzioni. Quando tu non hai un atteggiamento di accanimento nei confronti di un cittadino, le trovi le soluzioni. Certo è che non si dica che i cittadini veneti, i cittadini italiani sono obbligati a presentare certificazioni sul loro stato patrimoniale e uno straniero, a prescindere, non deve presentare nulla. A me sembra logica questa partita, no? Visto che però a loro ci vorrà un po' più tempo per ottenere, nel frattempo rischiano di rimanere fuori, di rimanere senza libri, senza godere di questo bonus. Guardi, qui in Veneto queste cose non sono mai accadute e mai accadranno. Lo abbiamo dimostrato con i fatti in tutti questi anni, però le dichiarazioni le vogliamo. E allora l'avete sentito anche nel servizio, il ministro Bussetti era a Venezia stamane per una firma importante, quella del Ministero dell'Istruzione e dell'Università con la Regione per la divulgazione della cultura veneta nelle scuole e la formazione di un team di docenti. Sentiamo. Una firma che il governatore Zaia definisce storica, quella col ministro all'istruzione Marco Bussetti nella scuola grande di San Rocco a Venezia. Un protocollo d'intesa per lo sviluppo delle competenze degli alunni in materia di storia e cultura del Veneto. Parliamo della possibilità, nell'ambito di quelle scelte autonome all'interno della scuola, di poter dar corso a un programma di formazione di alcuni docenti rispetto alla storia, alla cultura e all'identità veneta. Anche qui con la volontà di essere, come si può dire, poliedrici nell'offerta formativa, e quindi oggi noi siamo qui a presentare una firma storica. Qualcuno, e anche i giornalisti, magari non veneti, mi chiedono ma perché queste cose in Veneto? Intanto perché noi qui abbiamo fatto un referendum e i veneti si sono espressi per l'autonomia, e l'autonomia è una condizione di vita, no? Di rispetto delle leggi, ma anche di voler fare. Lo diceva il vecchio presidente napolitano, diceva l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità, e noi siamo una comunità responsabile come la Lombardia, l'Emilia Romagna, sono tutti quelli che chiedono di poter avere più autonomia. Il protocollo prevede la selezione di 5 insegnanti da destinare ad attività di studio, ricerca e diffusione di unità didattiche di apprendimento sulla storia e la cultura veneta. A partire dal prossimo anno scolastico opereranno a tempo pieno come ricercatori per coinvolgere docenti e studenti delle scuole che nell'esercizio dell'autonomia scolastica chiederanno la loro collaborazione. Presenti alla firma autorità regionali, rappresentanti dell'ufficio scolastico regionale del mondo della scuola, anche se evidenzia il rettore dell'Università Ca' Foscari bisogna andare oltre. Connotare e dare forza alla cultura locale è importante. Io devo dire, rimango comunque convinto che sia importante che la scuola rimanga aperta, guardi al mondo e faccia della propria identità un modo, una forza, attraverso la propria identità dia forza la capacità di dialogare con il resto del mondo. Lasciamo adesso la visita del Ministro dell'Istruzione, ma ancora temi regionali e un tema importante come quello della Pedemontana. Ho appreso con piacere la bella notizia che i 5 Stelle sono a favore della Pedemontana, anche se adesso sono i contratti a non andare bene. Sono le parole sempre di stamane del governatore Zaia, che ha continuato. Esistono comunque istituzioni come il Consiglio e le commissioni. Il Presidente della Commissione Infrastrutture sono sicuro che accoglierà i 5 Stelle a braccia aperte. Sono parole che arrivano dopo la svolta, avvenuta peraltro in diretta su Antenna 3 con un duello di stanza tra l'assessore regionale alle infrastrutture Elisa De Berti e il consigliere pentastellato Jacopo Berti, con quest'ultimo che alla fine ha teso una mano. Allora vediamo dalla puntata di 20 e 10 di ieri e poi dalla puntata di Ring questo duello a distanza e la svolta. Le chat veneziane del Movimento 5 Stelle sono scoppiate e qualcuno ha scritto in chat: se la Pedemontana verrà finita il Movimento 5 Stelle sarà morto. Ecco, secondo me è tutto lì, il Movimento 5 Stelle sta facendo una battaglia di principio per la sua sopravvivenza, ma non nell'interesse né del Veneto né dei veneti, questo che sia chiaro. Propongo un tavolo tecnico, lo apriamo in regione, questo non va a bloccare i lavori, non va a bloccare niente, ci mettiamo lì,
Ci togliamo la spilletta 5 Stelle, Lega, governatore, opposizione? Che costi di meno. Ma l'importante è andare ad aggredire questi costi. Andare ad aggredire, come l'abbiamo visto, sulle concessioni che erano inique ed erano infatti in deroga rispetto alle direttive europee. Qui stiamo parlando purtroppo di costi e spese che vanno purtroppo a pareggiare quelle concessioni del tutto inique, perché erano state pensate probabilmente nello stesso periodo, dalle stesse persone, io non so cosa. Il passato è passato, pensiamo al futuro. Allora io sono qua a dire, ci mettiamo in gioco per primi noi ad andare a provare a risolvere questo problema. Come ha intenzione di intervenire sulla Pedemontana se ne parla, quindi si fa il tavolo. Se la proposta è far saltare l'opera si assumerà la responsabilità qualcun altro. Dice l'assessore De Berti qui seguendoci, con una proposta chiara nessun problema a sedersi al tavolo, ma deve dirmi Berti, Movimento 5 Stelle, come pensa di farlo. Domani in aula ci sarà modo di vedersi di persona e parlarne. Perché fermare un'infrastruttura che a settembre 2020 entrerà in funzione ed è da praticamente 30 anni che se ne parla, 30 anni che il territorio l'aspetta, è pura follia sperare che si fermi. Ed ora la cronaca con Cittadella, una funzionaria, ex funzionaria dell'Inps infedele perché ha svuotato le casse dell'Inps. Versava soldi nei conti correnti del marito per inesistenti prestazioni temporanee, dirottandoli dalle casse dell'Inps di cui era dipendente. Epilogo con condanna e confisca per una coppia di Cittadella, condannata a 2 anni da giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova con l'accusa di peculato. Coppia che si è vista togliere anche la proprietà della villetta di famiglia Galliera. Una vicenda portata alla luce dalla Guardia di Finanza che aveva scoperto come la donna dipendente dell'Inps dirottasse somme al marito per prestazioni temporanee e inesistenti. In 5 anni la coppia era riuscita a intascare oltre 50.000 euro, soldi che l'uomo aveva prontamente girato in un altro conto intestato alla moglie usando causali come splendida, fantastica, strepitosa. Guai a non finire per la famiglia. Dallo scorso maggio la donna è infatti ex dipendente dell'Inps. E a Padova con l'ultimo saluto da Alessandro Lillo Battistin, lo storico campione del Petrarca vinto dalla SLA. Ultimo saluto nella chiesa del centro Geremia, la casa del Petrarca Rugby, per Alessandro Battistin, per tutti Lillo colpito dalla SLA 1 anno e mezzo fa. Presente anche la nostra emittente che nel marzo scorso aveva raccontato la sua storia e raccolto la sua testimonianza. 52 anni, ex poliziotto ed ex giocatore bianconero e poi allenatore delle giovanili del Petrarca, del Valsugana e nell'ultimo periodo responsabile tecnico del Bassano. Alessandro è stato salutato dalla grande famiglia del rugby. La testimonianza della figlia che nonostante la tenera età ha trovato la forza di ripercorrere i momenti trascorsi con il suo papà, invitando gli amici a non rattristarsi e a pensare che la vita è bella ed è un bene prezioso. Numerose nei mesi scorsi le iniziative di solidarietà e le raccolte fondi per aiutare Alessandro nelle costose cure. Al termine della cerimonia, gli ex compagni di squadra di Lillo lo hanno salutato con la tradizionale canzone che il Petrarca intona al termine delle partite. A Macerata ora, un paese che vive pesanti disagi da ieri, 1000 utenze senza gas per infiltrazione di acqua in una tubatura e la situazione non è ancora risolta. Centro del paese letteralmente bloccato da 2 giorni. Vigili urbani e volontari della protezione civile deviano il traffico. Il viale principale, viale Caccianiga, è chiuso per consentire agli operai e ai tecnici di AP Rete Gas, 40 quelli messi in campo, di bonificare la condotta in cui si è verificata un'infiltrazione d'acqua da un impianto privato che ha costretto la società, che fa capo ad Ascopiave, a chiudere i contatori di 1 migliaio di utenze. Disagi in negozi e bar, così come nelle case dove il metano fa funzionare fornelli e caldaie. La casa di riposo e anche la scuola materna e la casa di riposo delle suore sono i 3 punti nevralgici, oltre appunto alle famiglie, e siamo qua cercando di
trovare una soluzione per quanto riguarda per il momento i pasti e poi domani dovrebbero riallacciare la condotta del gas, perché oggi c'è un'operazione di bonifica delle condotte da parte della Pireti Gas. Per risolvere la questione pranzo, la casa di riposo ha fatto arrivare i pasti da un'altra struttura, pranzo al sacco o poco più per i bambini della materna. Per l'acqua calda occorrerà aspettare domani, in tarda mattinata o nel primo pomeriggio, quando a Pirete Gas stima di poter riaprire i contatori. E per fortuna non c'è ancora bisogno di accendere il riscaldamento. Siamo in un ottobre anomalo, dove appunto siamo sopra i 20 gradi durante il giorno e quindi non fa freddo, e quindi diciamo che nel danno questo insomma ci aiuta, insomma. Mettiamola in lato positivo da questo punto di vista, sicuramente era meglio se non accadeva. Guasto imprevedibile, nessuna protesta del comune nei confronti dell'azienda che gestisce la rete, semmai, dice il sindaco, un ringraziamento. Per aver trovato il guasto o comunque la problematica e per aver portato qui 40 persone a lavorare sul territorio, insomma questo mi sento di dire ad Asco. Dunque 1000 utenze chiuse tra negozi, uffici e abitazioni, il panificio, il bar, la latteria di Macerata in grosse difficoltà, mentre in casa ci si arrangia come si può anche soltanto per lavarsi e cucinare. Lo storico panificio in centro al paese è chiuso, impossibile lavorare senza gas. Conseguenza estrema del guasto che ha costretto AP Reti Gas, la società del gruppo Asco Piave, a chiudere i contatori di attività e abitazioni private. Situazione simile, almeno per i prodotti di giornata, nella vicina latteria artigianale. Noi con la lavorazione del latte abbiamo l'obbligo di fare la raccolta dei contadini, ma è tutto fermo da 2 giorni perché non possiamo lavorare. Se continuiamo per tanti giorni dovremo fare lo smaltimento del prodotto. Cioè buttare via tutto? Sì, dobbiamo fare una richiesta all'US per poter smaltire il prodotto e quindi con costi ancora superiori. Grossi disagi nei bar all'interno della zona senza gas. Per me è impossibile lavorare senza gas. Sì. Ed è un danno ovviamente. Sicuramente. Sì, non da morire diciamo, però sì, è un danno sicuramente. La moglie è andata a casa a fare il pasticcio per portarlo qua, avendo clienti che vengono abitualmente a mezzogiorno, avendo la cucina che va a gas, logicamente l'unica alternativa è di andare a casa e fare il pasticcio. E se no chiudere l'attività però? Chiudere l'attività perché domani non so cosa facciamo, o mettiamo fuori un cartello chiuso cucina. La gente si industria come può, i disagi principali sono per chi in casa ha anziani o anche bambini piccoli. Come fate col bambino piccolo? Lo laviamo a casa dei nonni che abitano a Macerata Bassa. Quindi andate su e giù? Sì, ci tocca per adesso, visto che il viale è tutto bloccato. Per cucinare? Per cucinare sempre dai suoceri, attualmente senza gas è così. Fortuna che ci sono i suoceri insomma. Per fortuna sì. Le campane suonano mezzogiorno, è ora di pranzo, in molti non si sono rassegnati al panino o al piatto freddo. Tutto al forno, basta organizzarsi. E per fortuna diceva che non è a gas. Sì, per fortuna il forno è elettrico, se fosse a gas sarebbe un problema. Il signor Flavio e la moglie Eleonora non hanno rinunciato ad hamburger e bistecca. Bisogna armarsi di pazienza, sono cose che possono succedere e che non si pensava che andasse per le lunghe così, perché ho visto anche i tecnici erano un po' preoccupati ieri. Senta signora, ma com'è che viene la bistecca fatta così? È buona. buona. Ci si arrangia? Certo, bisogna. Non vi siete persi d'animo, non avete mangiato piatti freddi? No, quello che mi preoccupa è l'acqua calda per lavarmi, basta, perché qua non si può più riscaldare né tanto, basta, se no poi il resto si rimedia tutto. Complimenti all'intraprendenza dei cittadini di Macerata, adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta con il TG del Veneto e a Vicenza adesso per parlare di una importante mostra al via. A Vicenza inizia l'era delle nuove grandi mostre. Il sindaco Francesco Rucco non sfida il passato ma rilancia sul futuro e oggi scommette su Palazzo Chiericati che dal 23 novembre al 10 marzo ospiterà il trionfo del colore da Tiepolo a Canaletto e Guardi, un'operazione culturale di gemellaggio col Museo Pushkin di Mosca, da cui arriveranno molti capolavori dei grandi artisti protagonisti di quel momento magico dell'arte europea che fu il Settecento veneziano della Serenissima Repubblica.
I veneziani non avevano il gusto per questo tipo di pitture e è anche chiaro, perché un veneziano che vive a Venezia, dico sempre ai russi, e l'avevo spiegato più di una volta, uno che aveva il palazzo che dava sul Canal Grande non aveva bisogno di avere una veduta con il Canal Grande. Questa è una grande sorpresa per gli stranieri che vengono a Venezia. Vengono a Venezia e vogliono vedere il canaletto, vogliono vedere altri vedutisti. E i quadri non ci sono quasi, ci sono pochissimi esempi, pochissimi. Diciamo, dopo tanto tempo tornano in patria e trovano qui un interesse enorme. Ecco, questo è bellissimo, mi sembra, no? Dal Museo Pushkin di Mosca arriveranno 25 opere che saranno esposte assieme a molte altre del Settecento veneziano, visitabili non solo a Palazzo Chiericati ma anche a Palazzo Leoni Montanari e in una kermesse che abbraccerà tutta la città, nelle chiese e nelle ville del Rinascimento vicentino. Insomma, rispetto alle grandi mostre di Goldin in Basilica c'è un cambiamento sostanziale. La differenza è sostanziale, perché rispetto al passato il rischio di impresa è assunto dall'organizzatore, i costi limitati alla guardiania e alle pulizie rimangono in capo al comune e quindi il comune ha dei costi più contenuti rispetto al passato, anche perché le risorse non consentono più investimenti milionari per delle mostre, purtroppo, perché i tagli sono arrivati e dobbiamo fare conto anche con la realtà, che la realtà è proprio questa. In futuro però si tornerà a portare le grandi mostre in Basilica Palladiana. Intanto è la prima grande mostra che facciamo a Vicenza come nuova amministrazione, a Palazzo Chiericati va assolutamente valorizzato, dopodiché in prospettiva già per il 2019 con allestimenti anche più importanti, perché sono anche più costosi, ragioneremo sull'utilizzo della Basilica anche in vista delle grandi mostre. A Treviso adesso l'arbitro fischia la fine della partita e subito dopo la gara accade qualcosa di particolare per una giovane coppia. 1, 2, 3! Metti una sera post partita, calcio amatoriale e allegria e metti una foto di gruppo che si trasforma in una proposta di matrimonio con tutti i crismi. Principe azzurro in ginocchio e anello d'ordinanza. E così per Giorgia Possamai, 27enne di Castagnoli di Paese, la serata per accompagnare alla partita il fidanzato Davide Ferronato, 29enne di Treviso, diventa un momento speciale. Accade a San Giuseppe dopo la partita di amatori Serie A tra i padroni di casa del San Giuseppe e il Lovadina. L'intrepido Davide è il capitano della squadra e in questo caso organizza uno schema di gioco davvero particolare davanti a un pubblico di un centinaio di persone. 1, 2, 3! Giorgia dice sì e bacio che suggella le future nozze. Ah, dimenticavamo, la partita è finita 2-2, ma scommettiamo che a Davide e Giorgia non importa poi molto? Perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita. Siamo in chiusura, una notizia di poco fa, dell'ultima ora, è importante per le infrastrutture che attraversano il Veneto con Autostrade CAV SPA. Luisa Serato viene confermata presidente, eletta tra 3 componenti del CDA dal Consiglio regionale del Veneto. Quindi Luisa Serato che resta presidente di CAV, la concessionaria autostradale veneta CAV SPA. È davvero tutto, vi ricordo 20:10 questa sera con Cinzia Bonan, segretario CISL Treviso Belluno, e Giovanni Paccagnan, imprenditore, quindi economia sotto riflettori di 20:10 con Ferdinando Avarino. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sulle nostre regioni sarà un'altra giornata grigia e non mancherà qualche pioggia, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sin dal mattino sarà molto nuvoloso un po' su tutti i settori, con il cielo che risulterà spesso anche coperto. Occasionali precipitazioni saranno possibili sul Veronese, sul Vicentino, ma anche sul Padovano e sul Bellunese. Più asciutto invece altrove. Temperature minime tra 13 e 16 gradi.
valori massimi compresi invece tra 16 e 20 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Sarà molto nuvoloso sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Il cielo infatti sarà coperto un po' su tutte le province, ma il tempo si manterrà in genere asciutto. Non sono infatti previsti fenomeni degni di nota. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, massime oscillanti invece tra 20 e 22 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sulla nostra regione sarà una giornata all'insegna di una diffusa instabilità, con rovesci piuttosto frequenti, possibili un po' su tutti i settori. Qualche pausa più asciutta e anche soleggiata non sarà da escludere sulle Alpi di confine. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime oscillanti invece tra 19 e 22 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento.